disturbi negli spostamenti ferroviari tra Ponte nelle Alpi e Calalzo nel Bellunese. Tratta chiusa per un problema alle ruote dei treni, pesanti i disagi per i pendolari costretti a spostarsi con i bus sostitutivi. E la UIL denuncia, Trenitalia punta ad una progressiva dismissione della linea. Sentiamo. Niente treni perché le ruote delle carrozze sono troppo consumate e non ci sono soldi per cambiarle. Succede sulla Ponte nelle Alpi Calalzo, l'ultimo tratto di strada ferrata a binario unico che si inerpica tra le montagne del Cadore. Tante curve che secondo Trenitalia hanno provocato un'usura anomala dei bordini delle ruote. Sono dei bordini che fa parte della ruota, serve per tenere le ruote dentro i binari. Per scongiurare il rischio deragliamento, ferrovia chiusa da fine agosto. Lo resterà fino al 14 novembre. La UIL Trasporti teme che a piccoli passi si arrivi a una dismissione definitiva della linea. Anche la provincia preme per il ripristino di una ferrovia dal forte valore sociale. E intanto i pendolari sono costretti a servirsi delle autocorse sostitutive. Sul fatto delle ruote consumate dei treni farò un sopralluogo personalmente nei prossimi giorni. E per quanto riguarda tutti gli altri disservizi che ci sono, ne parlerò con l'assessore Chiso la prossima settimana e abbiamo già formalizzato delle richieste di chiarimenti a Trenitalia. La prossima primavera il dirigente centrale operativo che coordina tutto il traffico ferroviario da Treviso a Calalzo sarà spostato da Belluno a Mestre e la stazione di Ponte nelle Alpi verrà chiusa. A Calalzo, capolinea e Porta delle Dolomiti, chiusa lo è già 285 giorni all'anno, quando non circola il treno da Roma. Un commerciale che vuole darsi una vocazione turistica, che è diventato da poco patrimonio dell'umanità, non può prescindere dall'avere un mezzo di trasporto come la ferrovia ecocompatibile e ecosostenibile. A fine anno, con il pensionamento del bigliettaio, quella di Calalzo rischia di diventare una stazione fantasma. Binari e traversine sono all'avanguardia, mancano però i vagoni. Partiti per le Olimpiadi invernali di Torino 2006, non sono mai più ritornati.